Salve a tutti da Emanuele e ben ritrovati sul mio canale di cucina, cucinando per caso e per passione. Oggi facciamo una pizza di friarielli e provola affumicata. L'aspetto però è quello di una crostata, quindi impasto pizza tipo panini napoletani perché c'è l'aggiunta del latte, ma l'aspetto è quello di una crostata. Vi lascio gli ingredienti e alla preparazione. Per il nostro impasto ci serviranno 275 g di farina 0 o Manitoba, 13 g di lievito di birra fresco o 4 g di quello secco, 150 g di latte più 40 g di acqua. In più ci serviranno 10 g di acqua se dovete attivare il vostro lievito di birra secco o se dovete sciogliere quello fresco. Quindi in totale, con quello che mettiamo per il nostro lievito, ci serviranno 150 g di latte e 50 g di acqua. 12,5 g di olio extravergine di oliva, mezzo cucchiaino di zucchero che useremo in parte per attivare il nostro lievito, se lo dovete attivare, c'è anche quello secco che non si attiva, oppure da mettere direttamente tutto nella nostra farina. Abbiamo 5 g di sale, un tuorlo per spennellare e poi, se servirà, dell'altra farina per lavorare. Ci vorranno 300 g di friarielli leggermente sbollentati, uno spicchio d'aglio, sale, del peperoncino e olio extravergine di oliva. In più, per l'imbottitura della nostra pizza ci servirà della provola affumicata. Ho messo un po' di farina nella mia ciotola, adesso ci metto il lievito che ho sciolto in 10 g di acqua. Ecco qui, così ce l'abbiamo messo tutto, tiratevelo con un po' di farina, perfetto. Mettiamo un altro po' di farina e incominciamo a mettere l'acqua e il latte che io chiaramente ho mischiato. All'interno della mia farina c'era una parte dello zucchero che ci serve, io metto tutta la farina tranne un poco che conservo per lavorare, diciamo un po' di farina di riporto, ecco, che ho preso dalla quantità che era di base al nostro impasto. Se invece la dovremmo aggiungere ulteriormente per lavorare, sarà la nostra farina di supporto. Puliamoci sempre le mani. Io continuo a mettere latte e acqua.
questo punto possiamo mettere anche il nostro sale, i nostri 5 grammi di sale. Abbiamo messo anche i nostri 5 grammi di sale. Adesso incorporiamo tutto il nostro latte e la nostra acqua e solo alla fine mettiamo l'olio e poi passiamo a lavorare sul nostro piano di lavoro. E poi la passo sul piano di lavoro. Ho preso un altro cucchiaio di farina raso per lavorarla, quindi diciamo un cucchiaio di farina di supporto, quindi di aggiunta a quella che già abbiamo usato. Sono passati i miei 5-6 minuti di impasto. Adesso faccio in questo modo una specie di fazzoletto, rigiro e me la pirlo un poco in questo modo. Per fare questo lavoro sul vostro tavolo di lavoro non mettete farina, se no non, vedete, non si fa una palla in questo modo, quindi non riusciamo a pirlare bene. Ok, adesso un po' di farina, copro e la lascio così per una decina di minuti e poi ricominciamo a lavorare per altri 5-6 minuti. Ora che ce la siamo lavorata bene, facciamo un'altra volta il nostro fazzoletto in questo modo, ce la rigiriamo e ce la pirliamo un po', la facciamo girare su se stessa, tiriamo. Io mi sono unto bene un contenitore, io uso di solito questi stretti e alti in modo che sviluppa meglio. Ci facciamo la nostra croce sopra, che serve più che altro per capire quanto lievita e anche crea una sorta di sbocco al nostro impasto per crescere più velocemente verso l'alto. Coperchio anche questo oliato e adesso deve minimo raddoppiare, quindi ci vorranno all'incirca 2 ore, 2 ore e mezza. Ho messo l'olio nel mio tegame con lo spicchio d'aglio. Adesso lo faccio imbiondire e poi mettiamo i friarielli. Adesso che è imbiondito io spengo e ho messo anche in questo momento il peperoncino. Una volta che il nostro olio è diventato tiepido, ho messo i friarielli, riaccendo, salo e faccio saltare così i miei friarielli in padella. L'aglio non l'ho ancora levato, lo leviamo alla fine, ricordiamoci. Facciamo insaporire bene, non aggiungiamo acqua. Il nostro impasto è lievitato, siamo a quasi triplicato. Ora delicatamente ce lo stacchiamo dal nostro stampo, un po' di farina al di sotto e capovolgiamo, lo facciamo cadere. Ora
gli diamo giusto un po' di pieghe, ma leggere, perché se no tende a sgonfiarsi ed è un peccato. Facciamo in questo modo. Guardate che bolle. Benissimo. Adesso prendiamo un mattarello e ci stendiamo un cerchio di circa 20 cm. Taglio una parte del mio impasto, questo lo metto sul coperchio e al contrario il contenitore, in modo che non si secca. Adesso farina al di sotto, mattarello, e delicatamente incomincio a stendermelo. Spessore un mezzo centimetro. Sento proprio le bolle che si rompono. Voi andate delicati. Adesso prendo la mia teglia, che come vi ho detto ho oleato e infarinato, e mi incomincio a mettere il mio impasto. Premete bene nei bordi, aiutatevi con un po' di farina per non farvi attaccare le mani. Per quanto riguarda i bordi, almeno a me questa qui è antiaderente, quindi non ho messo né farina né olio. Ora ci prendiamo metà dei nostri friarielli e ce li posizioniamo all'interno. In questo modo metteteli bene in modo composto, perché sopra ci dovremo mettere i nostri 70 grammi di provola a cui ho levato la buccia. Ecco qui. E ora ricopriamo con il resto dei nostri fiorielli. Coprite e poi schiacciate leggermente. Perché vi dico di coprire? Perché se no la nostra provola tende a bruciarsi, invece così rimarrà bella morbida, che questa è una pizza che va mangiata calda o riscaldata, perché la provola deve essere bella filante. Premiamo bene contro il bordo, in modo che la nostra pasta in eccesso fuoriesce. Benissimo, adesso facciamo uscire la pasta in eccesso in modo da creare, come vi ho detto, il nostro bordino zigrinato. Dove manca ce la mettete, come in questo caso. Ok, perfetto. Prendiamo un po' di impasto, ce lo allunghiamo, aiutiamoci anche con un poco di farina di semola rimacinata. Praticamente facciamo dei torcioni intorno alla nostra crostata, pizza, come la volete chiamare, la chiamate, di friarielli e provola. Ecco qua, questo è uno, ci finiamo di allungare questo qua. E incominciamo a fare i nostri.
Ecco qui, facciamo il nostro torcione in questo modo. E poi ce l'andiamo a mettere intorno alla nostra pizza o crostata. Non si vedrà. Perfetto. Facciamo aderire sempre, come vi ho detto. E adesso facciamo un incrocio con sempre dei torcioni. Ho finito di decorare la mia pizza o crostata, come volete chiamare, la chiamate, di friarielli e la nostra provola affumicata. Adesso spennello con tuorlo d'uovo, spennellate anche un po' sopra ai nostri friarielli. E adesso inforniamo per un 20-25 minuti, poi vi scriverò esattamente il tempo. Poi, come al solito, ognuno ha il suo forno, ognuno conosce il suo forno, quindi tenete conto anche delle esigenze che normalmente il vostro forno vi dà. Le tempistiche sono diverse, non c'è poco da dire fra un forno che va a 250, un forno che va a 230, un forno professionale, insomma veramente chi più ne ha più ne metta. Allora, adesso in forno. Trascorsi i nostri 10 minuti nella parte bassa del forno, mettiamo al centro per altri 10 minuti, abbiamo detto. Se si dovesse essere troppo dorata, noi mettiamo la coperta con della pellicola, in modo che continuiamo la cottura solo nella parte di sotto della nostra teglia e sopra non la facciamo bruciare. Ho sfornato la mia pizza, l'ho tolta dalla teglia e l'ho messa su gratella. 5 minuti e la servo. Se dovete servirla invece dopo 1-2 ore, accendete il forno a 200 gradi, lo spegnete, ce la mettete dentro per 5 minuti e la servite. Ecco la nostra pizza o crostata, come la volete chiamare, di friarielli e provola, pronta per essere servita. Buon appetito